Sicilia, un popolo unito a domani al rispetto e dignitate. Proteste e blocchi statali. La penisola segue l'esempio della Sicilia. Decreto liberalizzazioni. Le banche non furono toccate. Pallone. Siracusa e Trapani solo in testa ante la Lega Pro. Benedica a tutti. Li chiamare in maniera diversa. Le 5 giornate siciliane, ma pure le 9 vespe siciliane. Certo, queste giornate è difficile scordare Sil. Giornata di passione per tutto il popolo siciliano, con i manifestanti che rinescendo a bloccare le porte e le strade, per quasi una settimana non fecero transitare le merci e il carburante. Come succede in ogni sciopero, sappero reazioni diverse tra la popolazione. La maggior parte dei siciliani ne capiva i motivi e assai di scenderono dalle strade per appoggiare la protesta. Altri non riuscirono a accettare i disagi che causò. Però tutto il popolo capiva che i telegiornali prima fossero tacere la notizia e dopo ne parlarono soprattutto per sottolineare presunte strumentalizzazioni fasciste e presunte infiltrazioni mafiose. Lo Mercurio 25, che assai di 10.000 persone di ogni categoria sociale, assai di chi si è venuto di tutta la Sicilia a proprie spese, parteciparono a Palermo a una grande manifestazione organizzata per i Forcuna, in attesa di sapere il risultato dell'incontro a Roma tra Monti e la delegazione siciliana, qua a capo Lombardo, che portava le richieste dei manifestanti. Lo corteo, chino di bandiere siciliane, di Piazza Croce, arrivava fino a Piazza Indipendenza. Chiste alcune delle motivazioni che spingerono a manifestare. Li sentiamo di la bocca di 2 dei protagonisti del presidio palermitano della rotonda di Via Oreto. La spontaneità di questa manifestazione stessa che nasce e aggrega movimenti anche se disparati ma accomunati da punti cardine che riteniamo completamente irrinunziabili. Il primo fra questi è sicuramente la totale applicazione dello statuto che ci è negato a 65 anni ed a seguire ci siamo sicuramente detti che è continuamente assurdo continuare a pagare le accise sul petrolio laddove altre regioni d'Italia a statuto autonomo non speciale come il nostro pagano la benzina a 60 centesimi, vedi Valle d'Aosta. Ho l'impressione che i governi in generale qua da noi siano composti da criminali che governano i portafogli delle persone per bene. Quindi siamo in mano ai ladri, ai criminali, ai mafiosi e se vogliamo salvare la società c'è solo un mezzo, la rivoluzione. Dobbiamo scacciare via questi farabutti e dobbiamo rinnovare tutta la classe politica. È un lavoro difficile ma bisogna farlo, occorrerà del tempo, il rinnovamento, ma la rivoluzione deve essere immediata perché il paese sta morendo, non c'è più tempo da perdere. La protesta è varia e le richieste sono diverse, chi si chiede delle fortuna. Dichiarazioni dello stato di crisi di tutto il settore produttivo, diminuzioni di costo di carburanti, sospensioni di pignoramenti, rifinanziamenti delle aziende per 2 anni con prestiti convenienti, eliminazioni di l'ICI e di IMU per i fabbricati rurali e per i terreni, blocco di cartelli esattoriali e di fermo amministrativo di limensi di travaglio, modifica dell'articolo 36 dello Statuto siciliano, riduzione di pedaggi di traghetti per i merci siciliani in viaggio verso nord, utilizzo di fondi comunitari ancora non spinnuti per rifinanziare le aziende, riforma della politica comunitaria, blocco delle importazioni di grano, olio, ortofrutta eccetera, in caso di chi la Sicilia avesse sufficienti produzioni. Obbligo negli mensi ospedalieri e scolastici di consumare i prodotti agricoli siciliani possibilmente biologici, riconferma delle giornate di travaglio per i contadini, ripristino e finanziamento delle leggi a proposito di calamità naturali, rispetto del contratto collettivo di travaglio dei contadini. Lombardo, chi presentava a monte alcune di queste richieste, dopo aver discorruto per 2 ore e mezza con il capo del governo italiano, dichiarò che la prossima settimana si grapa un tavolo tecnico con il governo per parlare magari di accise e federalismo fiscale. Supermondi, voi si sente l'opinione di una delle protagoniste della protesta in Palermo, Rossella Accardo, una madre che, di quando ha cominciato la manifestazione, vive in 8 giorni un tanarolotto sistemato ante la rotonda di Via Oreto. 15 gennaio 2012 abbiamo scelto di fare la rivoluzione insieme al movimento dei Forconi che nasce in Sicilia, in una terra fatta di orgoglio, di fierezza, di un popolo che oggi più che mai chiede il riscatto. La rotonda di Via
i palermitani, diventa davvero fulcro di una leva che cambierà il mondo. Dalla Sicilia parte questo strale che va a colpire proprio il cuore di tutti, perché la gente non aspettava oltre che si accendesse questa miccia. Sogno siciliano e me ne vanto. Sogno siciliano e ci vogliono spiegare pure all'altro a essere siciliani, perché nel 2012 non si può essere più pecore. I governi ne vanno pecore, ma noi cristiani siamo e cristiani restiamo. Siciliani! Arrismichiamoli tutti, fra tutti su tutti la vota nostra, che il movimento dei forconi diventi il grido del popolo per il popolo. A cominciare dall'1 23, la protesta arrivava pure in altre regioni, dello sud come dello nord, con blocchi tra le principali autostrade e manifestazioni di cittadini. Il ministro dell'interno Cancellieri fece sapere che non si tollerano blocchi non autorizzati. Lo mercoledì 25 la protesta delle pescatori a Roma degenerò e ci furono 5 feriti. La passata settimana, il Consiglio dei Ministri approvò il decreto per le liberalizzazioni. Il testo parla di farmacie, tassisti, professionisti e benzinari, ma magari della liberalizzazione di gas e ferrovie, ma non tocca i monopoli più odiosi, come le banche e le assicurazioni. Subito a cominciare una catena di scioperi e manifestazioni in tutta l'Italia contro questo decreto. Sabato 21 si tiene a Monopoli la manifestazione contro le trivellazioni vicino alle coste. L'UWF denunziava che, grazie a una serie di esenzioni e facilitazioni, i mari pugliesi come le siciliane soffrono uno spietato sfruttamento di petrolio e gas. Intanto il governo ritirava un provvedimento che liberalizzava le trivellazioni. La passata domenica si tiene a Milano la manifestazione della Lega Nord. Bosse disse che Berlusconi ha visto a fare cadere il governo perché monte a difendere i banchi e va contro le cittadine. Secondo i dati di Lucerved, nel 2011 in Italia ci furono 12.000 aziende che fallerono, lo 7,4% più assai di l'anno precedente. Dal 2009 a oggi si perderono più assai di 300.000 posti di lavoro. L'Unione Europea ha deciso di bloccare prima dell'1 di giugno i contratti petroliferi con l'Iran per vendicarsi della politica nucleare iraniana. L'Italia, seppure è uno tra i più importanti collaboratori commerciali di questo paese, fece sapere di essere d'accordo. Sabato 21 gennaio a Milano morì a 78 anni lo scrittore siciliano Vincenzo Consolo. Zemmo la Sciascia fu il più grande scrittore storico-filosofo siciliano dello dopoguerra. Tra le sue opere ricordiamo il Retablo, Il sorriso dell'ignoto marinaio, Lunaria e Catarsi. Binica a tutti, palloni, in tala Serie A, domenica, bedda partita di Lu Palermo, che vinciu contro lo Genoa P5-3. Lu Catania perdiu a Udini P2-1, in tale Lega Pro, Lu Siracusa e Lu Trapani vinceru rispettivamente in casa con la Triestina e fora contro Lu Feral Pisalò e in classifica allungano le distanze di cui insegui. Pallacanestro. Mala giornata per i squadri siciliani. In tala Lega 2, Lu Barcellona perdiu in casa contro lo Scafati. In tala 1 femminili, l'Alcamo perdiu a Faenza e Pulcomense Priolu non si giocò per i blocchi statali. Di Lucia, lo 5 di Frivaro, a Catania si festeggia con giorna di culto, devozioni e tradizioni la festa di Sant'Aita, patrona di Catania. È una festa patronale in cialicchio beddi dell'umonno. La tradizionale fera di Sant'Aita si tiene in tale giorna che vanno dello 1 allo 5 di Frivaro nella piazza Sanzio. Di Luci allo 12 di Frivaro a Girgenti si tengono le seguenti manifestazioni: 67esima Sagra del Mandorlo in Fiore, 57esimo Festival Internazionale del Folklore, 11esimo Corteo Storico d'Italia, 12esimo Festival Internazionale ai Bambini del Mondo. Questo è tutto questa settimana. Ni vediamo lo prossimo venerdì. Salutiamo. Salutiamo.